Bentornati a Starting Six, il nostro osservatorio sulla pallavolo che continua la sua galleria di grandi personaggi e stavolta ospita un'altra persona molto particolare perché è un ex atleta che adesso ha fatto un salto in avanti, è diventata telecronista, giornalista, quindi la chiamerò collega a tutti gli effetti, che sta seguendo negli ultimi, mi riferisco a Giulia Pisani, peraltro ex atleta di alto livello, centrale, insomma una ragazza che ha fatto un percorso professionale nella pallavolo veramente molto buono e giustamente ha conservato la sua passione per la pallavolo, riuscendo ad entrare nella parte quella, no, quella giornalistica del commento. Giulia, intanto grazie di essere intervenuta nella nostra rubrica. No, grazie mille a voi per l'invito, è un onore essere qua. Grazie davvero. Allora Giulia, il campionato femminile sta per cominciare, la Serie 1 di quota femminile, anche la Serie A2 cominciano nel weekend e ci arriviamo ovviamente dopo quella grande emozione che abbiamo vissuto tutti quanti insieme, anche grazie al tuo commento che è stato veramente da brividi, la finale ovviamente delle Olimpiche, delle ragazze di Velasco, come sei stata e quanto sei stata bene, anche se emozionata e anche commossa, no? Allora, sì, sembra ormai, ripeto sempre le solite cose, ma perché era un sogno per me troppo grande e è stato veramente bellissimo quello che è successo, è indescrivibile, veramente faccio fatica a trovare sempre le parole perché quando un sogno è troppo grande, anche solo da pensare, è veramente difficile trovare le parole giuste. Quindi appunto sono contenta di quello che è successo. Sono stati dei giorni, anche quelli poi successivi, veramente importanti emotivamente parlando, perché poi un oro vinto lascia sempre uno strascico ovviamente di emotività molto forte, positiva. Cosa ho provato? Allora, parto sempre con un passo indietro. Quarto di finale contro la Serbia, assolutamente vissuta malissimo, perché mi ricordava Tokyo, il 3-0 che avevamo subito. Quindi, ok, archiviato quello, semifinale olimpica appunto contro la Turchia. Anche lì non ero molto di good vibes perché ci avevamo giocato da poco e quindi non, appunto avevo veramente un po' paura di quello che poteva succedere, perché quando rigiochi a distanza di pochi giorni con lo stesso avversario, insomma, è sempre una partita un po' complicata. E poi invece la finale, devo essere sincera, ecco, è la partita che mi sono goduta invece, perché sapevo che una medaglia sarebbe arrivata e soprattutto per come è stata giocata c'era anche poco Vero. come posso dire, da combattere o da aver paura di, perché gli Stati Uniti sono stati veramente quasi come tolti dalla scena e c'era solo una nazionale che li stava demolendo e fortunatamente era quella italiana. Grande, sì, sono state veramente giornate particolari. Tu tieni conto che io non ho dormito 2 notti, anche perché io vengo da una lunga militanza nella pallavolo femminile, penso di essere uno dei primi a seguire. Nel 1990 ho seguito il primo mondiale a Pechino e Shenyang delle ragazze, quindi per me aver vissuto, anche se da casa, da Roma, l'emozione che hai vissuto tu lì sul campo praticamente in diretta è stata una cosa, come dici tu giustamente, non ci sono parole, non ci sono aggettivi, è indescrivibile. La teniamo dentro perché lì sta bene fondamentalmente e non ce la tocca a nessuno. Sì. Archiviato questo bellissimo capitolo, passiamo subito alla stagione che sta per cominciare, come abbiamo accennato prima, che ha avuto comunque un preludio anche molto particolare, quello della Fineco Supercoppa, che ha visto una partita secondo me inattesa, perché nonostante l'assenza di Paolo Egono, Milano ha veramente dato filo da torcere all'Imoco, al Prosecco Doc Imoco Conegliano. Quindi te l'aspettavi quel tipo di partita dopo con l'assenza di Paola? E che cosa significa secondo te nell'ottica no, di inquadrare una stagione che probabilmente vedrà queste due squadre andare fino in fondo insieme? Allora, cosa dirti? Sì, sono d'accordo sul fatto che Milano abbia giocato veramente molto bene. Secondo me Casot
ha veramente non sostituito, perché comunque insomma sostituire Paola Egonu è un po' difficile in quel ruolo, però secondo me è stata una grandissima giocatrice di grande, ha dato tanto equilibrio alla squadra. Secondo me è successo questo, ha dato veramente tantissimo equilibrio alla squadra, ha dato è riuscita veramente a calarsi in quel ruolo così difficile, provato veramente, penso, nei pochi giorni che antecedevano la partita. E secondo me congratulazioni ovviamente a Conegliano, perché penso che anche Conegliano comunque abbia avuto un po' di difficoltà, perché comunque è una squadra che quella di Conegliano non ha mai provato ad esempio Gabi con Volos, infatti molto spesso è, in anticipo è stata in anticipo sul pallone. Però ti ripeto, ecco, secondo me è stato veramente una bellissima partita. Sul 2-1 su Milano pensavo onestamente a una possibile vittoria di Milano per come un po' si era messa la gara, infatti poi il quarto set comunque è terminato 23-25 per Conegliano, mentre poi ecco il quarto troppi errori da parte di Milano che hanno lasciato poi il via libera a Conegliano. Senti, nell'ottica del campionato questo duello secondo te si ripeterà? Cioè le gerarchie della Serie 1 di quota femminile secondo te sono queste, le stabiliranno in testa Conegliano e Milano, oppure c'è secondo te la possibilità che Scandiccio e la stessa Novara possono inserirsi in questa corsa che sembra in apparenza a due? Allora, sì, vedo anch'io onestamente questa corsa ancora per due squadre. Vedo, secondo me, ancora, ho visto Scandicci, ma era sempre nel pre-gara, quindi, scusami, nel precampionato, quindi ancora perché l'ho vista la Courmayeur Cup, quindi era ancora da dover un po' sistemare qualche aggiustamento. Vedo una Novara molto sul pezzo, mi piace veramente tanto e non è al completo perché manca Ferzino, manca Ortman, Bonifacio stessa, quindi penso che Novara potrebbe essere una bella scoperta. Bene. E secondo te, andando un po' indietro, quali sono le gerarchie della Serie 1 di quota? Allora, le gerarchie di quelle che possono essere, diciamo, un po' le sfidanti, Sì, dici? le outsider, qualche squadra che secondo te potrebbe anche fare la sorpresa che nessuno si aspetta. Sì, allora guarda, io penso in Chieri da capire ancora il posizionamento, perché lo scorso anno appunto ha fatto molto bene, assolutamente. E, e poi un'altra squadra, ti parlo di chi ho visto sul Certo. campo. Secondo me Busto può dire qualcosa in più magari rispetto alla passata stagione. Ecco, sì, sono curiosa di rivedere Chieri, il ruolo di Chieri che avrà in questo campionato. Secondo me, ecco, non so cosa ne pensi invece di Valle Foglia. Allora, sì, Valle Foglia, anche loro, bella squadra, sì, sicuramente un po' penalizzata, spero e un grosso in bocca al lupo ad Alice De Gradi, Assolutamente. però insomma Giovannini si è giocata una finale olimpica, quindi pelo sullo stomaco sicuramente non le mancherà. Senti, Roma come la inquadri? Sei riuscito a vederla qualcosa? Allora, no, non sono riuscita perché con il discorso che stavamo trasmettendo appunto la web, scusami, il Courmayeur Cup, non sono riuscita poi a vedere Webza, ovviamente. Ho visto i risultati. Penso che siano risultati importanti, soprattutto, sai cosa? Quando giochi il campionato e poi hai comunque una coppa,
Questo ti dà diciamo, il permesso, magari hai perso in campionato, di rifarti subito, immediatamente, perché comunque in Coppa si gioca praticamente così come il campionato, vai poi a giocare ogni 3 giorni. Quindi ecco, io dico che secondo me si può assolutamente fare, può far bene, soprattutto in challenge, ma anche in campionato, riprendendo un po' un po' anche la domanda che mi avevi fatto. Ecco, Roma, anche Roma, sono curiosa di vedere che cosa farà. Senti, invece, Busto ha detto che può avere delle due chance buone. Beh, Bergamo, da Bergamo cosa ti aspetti? Allora, Bergamo l'ho vista al torneo, appunto qui Mimo Fusco. È una squadra che ha cambiato, è arrivato anche Parisi. Io so come lavora Carlo, l'ho avuto tanti anni, quindi lavora molto sul sestetto, sicuramente, sui vari ingressi e su quello che poi può succedere. Quindi, ecco, ti dico, vediamo Bergamo, perché sicuramente lo scorso anno si è salvata all'ultima stagione. Penso che quest'anno vogliano fare qualcosa in più per stare un po' più tranquilli, ecco. A me mettono curiosità anche le due neopromosse, no? Perugia e Calmassons, che sono secondo me due società intelligenti che hanno lavorato molto bene sulle giovani e non solo sulle giovani. Sono due squadre che secondo me potranno fare un bel campionato. Sì, allora Perugia la ritroviamo perché era già stata appunto in Serie A, e quindi nuovamente ritroveremo appunto Perugia. Talma Sons, neopromossa, dopo una bella stagione. Costruire una squadra quando arrivi da neopromossa non è semplice, perché arrivi sul mercato un po' in ritardo, quindi magari ci potrebbe essere un po' di fatica nell'adattamento al campionato, soprattutto nella parte iniziale. Cogliamo un po' il quadro, visto che ci siamo, le finiamo tutte, Pinerolo, Cuneo e Firenze mi sembrano un po' che in grado di galleggiare su una metà classifica, forse Cuneo anche qualcosina in più, che dici? Allora, io quello che vedo è questo: io vedo 3 fasce di campionato. Vedo un po' le prime 4 della classe, se così vogliamo dire, 4-5. Poi vedo il gruppo, appunto, quello molto centrale, e poi una lotta un po' per la salvezza, ecco. Non so ancora bene dove collocare qualche squadra, perché appunto devo ancora vedere le partite, deve ancora iniziare il campionato, quindi non lo so. Però appunto sono sicura che sarà un campionato dove appunto ci saranno questi 3 stacchi, ecco, vedremo questi tre blocchi. Senti, per quanto riguarda invece le coppe europee, pensi sia possibile fare un end come l'anno scorso? Beh, diciamo che ci siamo in tutte le coppe, quindi è bello sognare. Penso che abbiamo le caratteristiche assolutamente per farlo. Però ecco, c'è veramente bisogno di far qualcosa in più, nel senso che comunque il livello delle coppe europee è molto, molto alto. È sempre molto competitivo, soprattutto, vabbè, quello della Champions, ma anche la CEP lo sta diventando, perché delle volte ovviamente poi scenderanno quelle dalla Champions, e poi appunto anche lo scorso anno il livello era molto alto. Che ti devo dire, da buona italiana spero che il tricolore sia portato in alto ovviamente in tutte e tre, sia Challenge che CEV che Champions. Giulia, la verità, ti manca il campo? E se sì, quanto ti manca? Allora, onestamente, dipende, e con l'andare avanti poi degli anni mi sto accorgendo. Non mi parlare di anni perché sei giovanissimo. Ti prego. No, però inizio la mia 6ª stagione come appunto commentatrice,
E quindi ti dico, non mi, quello che penso è che sicuramente ci sono dei momenti, cioè quando vedi ovviamente una finale, soprattutto sono quelle le cose che mi mancano, ecco, quell'adrenalina, le partite importanti, perché alla fine tutto lo fai per uno scopo di andarti a giocare le partite più importanti. Quindi, ecco, secondo me ci sono stati ovviamente inizialmente sì mi è mancato, poi col passare delle stagioni, diciamo anni, si è andato ovviamente è andato un po' a scemare, sì. Senti, ma Giulia Pisani cosa fa nella vita oltre a fare la telecronista Rai? Allora, io faccio il direttore sportivo per una società qui a Milano, o meglio vicino a Milano, che è la Focal Volley di Legnano. Lo scorso anno siamo stati promossi in Serie A2, non abbiamo voluto tenere la categoria anche per appunto delle cose che sono a livello proprio di sia economico ma anche di palazzetti, perché a Legnano non esiste un palazzetto dello sport. E ci riproveremo quest'anno. C'è Luciano Pedulla che è Però, un grandissimo tecnico. Abbiamo un bel settore giovanile perché copriamo dal mini volley fino all'under 18, quindi tutte le varie categorie giovanili sono coperte. Quindi, che dire, spero appunto che possa far bene qui. Oltre a questo è il mio secondo anno in questa società, oltre a questo ho un camp di pallavolo, il Piso Summer Camp, che si sta sempre più espandendo e il prossimo anno, oltre che al mare, offrirò magari anche la montagna, così per dare un'offerta un po' più generale, un po' più ampia e completa. E quindi questo è quello che momentaneamente faccio oltre al lavoro da commentatrice. senti, hai tre nomi di giovani che secondo te questo sarà il loro anno? Allora, una l'ho vista, perché secondo me l'ho vista Novara, che è Tolok, che è la schiacciatrice che hanno schierato da opposta, visto che comunque sia Kimova sia anche l'altra opposta appunto stanno avendo delle problematiche. Quindi Tolok assolutamente. Sono curiosa di vedere Giovannini perché comunque secondo me appunto vediamo cosa riesce a fare. Sulla terza mi resto un attimo ancora nel veder Stand meglio by, in campo. di stand Sì, by. comunque allora con la maglia di Bergamo ci sarà Manfredini che è giovanissima, ha già giocato lo scorso anno a Casalmaggiore, quindi può fare bene e quindi appunto dita Ha delle incrociate. potenzialità, ha delle potenzialità. Sì, 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 sì. Quindi dita incrociate e Vediamo vediamo che che cosa succede. succede. Senti, l'ultima cosa, perché poi nell'attività mi sono dimenticato di dire che c'è una quarta attività che è quella che tu hai sui social, perché le pillole di piso sono Ah, assolutamente no, un fattore importante. Immagino che ti impegni o no perché ti diverti, secondo me, a farle, si vede quando le fai che è proprio il tuo pane, assolutamente, ti diverte parecchio, sì. però sono estremamente interessanti anche perché avvicinano la pallavolo anche chi fondamentalmente non è completamente no, addentro di questo sport, quindi ti faccio anche i complimenti perché la spieghi molto bene, e non è così esattamente facile. Allora, sì, nel senso che tutto è partito da un'idea che era quella di spiegare appunto la pallavolo, magari gli schemi, quello che non riesco a dire subito in telecronaca e anche quello che magari è nascosto dietro a un determinato gioco, un determinato schema.
Lo stiamo portando avanti, devo ringraziare tantissimo la Lega femminile di Serie A appunto per questa possibilità, per mandarmi video, ringrazio tantissimo sia Mara che Aldo appunto della Lega che sono eccezionali in questo, che ogni volta appunto mi riescono a dare queste piccole chicche. E quindi no, sono veramente molto molto contenta di tutto questo. Allora io ti ringrazio ancora di nuovo per la tua disponibilità, la tua pazienza e anche per averci dato anche degli spunti interessanti di riflessione su questa stagione che sta per cominciare. Ti auguro le migliori fortune per la tua attività extra terrorista, ma per tutto fondamentalmente. E anche noi di Starting Six, come sai, ogni tanto prendiamo delle tue pillole di pisole e utilizziamo per completare Sì, i modi della nostra rubrica, ovviamente dietro a previa autorizzazione della Lega, quindi, altrimenti non lo va potremmo. benissimo, sono contentissima e spero che siano d'aiuto. Assolutamente sì. Ti ringrazio ancora molto e in bocca al lupo per tutto. Alla prossima. Grazie mille, grazie, in bocca al lupo a tutti, buon campionato. Dopo la partenza a rasa della prima giornata della Superlega Credenbanca si torna a dare spettacolo già da sabato con una sfida che vale più che per l'alta classifica e per cominciare a capire i reali valori in campo. Per carità, è ancora presto per avere un quadro preciso, ma le indicazioni iniziali a volte servono. Così la sfida tra Monza e Piacenza, cioè tra le squadre che hanno cominciato la stagione vincendo, potrebbe dare conferme più o meno consolidate. Il sofferto successo della squadra di Eccari a Grottazzolina sarà infatti messo subito alla prova da un Piacenza comunque in grado di piegare la resistenza di Modena e che probabilmente è un po' più avanti nell'amalgama del gruppo, avendo cambiato molto meno rispetto alla squadra di Eccari. È già subito esame vero invece per la Milano di piazza dopo il tracollo, diciamolo, inatteso a Taranto. A Milano arriva infatti Civitanova che ha cominciato bene con Padova e sembra per entrambi il test giusto per capirci qualcosa di più. Sarebbe normale aspettarsi una reazione importante da parte dell'Allianz, ma la Lube non è esattamente un cliente comodo. A proposito di Taranto, la squadra della coppia Boninfante-Papi alza di parecchio l'asticella dell'impegno andando ad affrontare i campioni d'Europa di Trento, già vittoriosi a Cisterna, dove il pronostico sembra chiuso da qualsiasi parte si analizzi la sfida. Ma nello sport, come sempre, la verità la dice sempre il campo e l'approccio degli atleti. Un discorso che vale anche per la Perugia Vincitutto attesa dalla trasferta di Padova. Gli umbri di Lorenzetti, reduci dal successo netto su Verona, difficilmente mancheranno l'occasione, ma questa Padova, la Padova vista a Civitanova, ha valori tecnici concreti. Un discorso che può essere tranquillamente replicato anche per Modena, che dopo il KO di Piacenza è attesa dal riscatto in casa contro Grottazzolina, che comunque ha fatto soffrire Monza fino al tie break. Per la serie, se la squadra di Giuliani si aspetta una passeggiata, sbaglia davvero di grosso. Infine la Verona di Stoicev si confronterà con Cisterna in una sfida tra squadre deluse dall'esito della prima giornata. I veneti non vorranno sbagliare l'esordio in casa, i laziali a loro volta vogliono invece evitare la seconda sconfitta di fila in questo difficile inizio di Superlega. Insieme alla seconda giornata della Superlega Credenbanca, questa settimana parte anche la Serie A2 Credenbanca con Campi Reali, Cantù e Delta Group Porto, via che domenica 6 ottobre alle 17 daranno ufficialmente il via alla stagione. La formula della 2 2024-2025 sarà molto simile a quella precedente. I play-off che incoroneranno la squadra promossa in Superlega si concluderanno ad aprile, mentre tra aprile e maggio si disputeranno la Del Monte Coppa Italia e la Del Monte Supercoppa. Le prime 7 classificate al termine della regular season parteciperanno ai playoff, con la prima classificata che accederà direttamente alle semifinali, mentre le altre 6 formazioni disputeranno invece i quarti di finale. Tutta la serie dei playoff validi per la promozione sono al meglio delle 3 sfide. Retrocedono invece le ultime 2 formazioni classificate, ovvero la 13ª e la 14ª, al termine della regular season. Non si disputeranno play-out. Proprio come nella scorsa stagione, la serie dei quarti di finale dei playoff avrà inoltre una doppia valenza. Le formazioni vincenti, oltre ad accedere alla semifinale dei playoff, si qualificheranno anche ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di A2. Le formazioni sconfitte nei quarti invece in Coppa Italia partiranno dagli ottavi di finale, assieme alle formazioni dall'8° al 12° posto. Gli ottavi della Del Monte Coppa Italia di A2 si giocheranno in 3 sfide, gara 1 e gara 3 in casa della meglio classificata, mentre quarti, semifinale e finale si giocheranno in gara secca in casa della migliore classificata. Per quanto riguarda la visibilità televisiva sarà ancora Volleyball TV a trasmettere tutte le gare di campionato e gli eventi di Serie A2, previa si intende registrazione a Volleyball TV ma con visione sempre gratuita. Si tratta della terza stagione consecutiva su Volleyball TV della Serie A2 che potrà dunque continuare a godere della piattaforma OTT interamente dedicata al volley e alla sua vetrina offerta al fianco della Superlega e di altre tante competizioni di livello.
Il primo punto in Superlega non si dimentica mai. Deve aver pensato questo il gigante buono della Lube Civitanova, Davide Tenorio. 213 centimetri di fisico per questo ragazzone, un centrale brasiliano di nascita ma proveniente dalla Spagna, dove è cresciuto prima al club Volley Andorra, poi al Get Blume, per completare la sua formazione e crescita al Soria Volleyball, con il quale ha vinto anche una Coppa del Rey lo scorso anno. A dire la verità, Tenorio si era già messo in evidenza durante la pre-season, così il debutto, peraltro positivo all'Eurosul Forum nella prima giornata contro Padova, era quasi atteso. Per la cronaca Tenorio una scoperta del DG Lube Beppe Cormio, che lo teneva sotto controllo già da qualche stagione, e non a caso a Civitanova era già di casa, avendo partecipato già ad un paio di stage estivi, un predestinato da tutti i punti di vista, questo centrale dalle doti fisiche incredibili, intanto appunto per la sua altezza, che inizialmente lo aveva portato verso il basket e poi per una questione di DNA, visto che sia il papà, anche a livello professionistico, che la mamma giocavano a pallavolo. Come hobby, oltre naturalmente alla pallavolo, che occupa la maggior parte del suo tempo, si dedica alla chitarra. Ha un fratello più piccolo, 7 anni, ed è rimasto subito incantato dal mondo Lube. Entusiasmo e grinta in ogni allenamento, ha detto, sono le cose che mi hanno davvero colpito. Il sogno è quello di vincere lo scudetto. Da 2,13 m di altezza, i sogni devono essere ancora più belli. Appuntamento a martedì prossimo, sempre su Starting Six, per analizzare la seconda giornata della Superlega Credenbanca e anche per parlare del debutto della Serie A2. Continuate a seguirci.